Presidente Bielo Hub è con la voce di Rovigo per il diario scolastico 2024-2025. È importante dare un messaggio a questi bambini? Buongiorno a tutti. Sì, è importante, il nostro gruppo ha deciso di investire su un progetto di questo tipo qua perché loro sono il nostro futuro e pertanto è giusto che vadano avanti e portano avanti questi progetti. Oggi sono qui tanti bambini all'autorità portuale, è bello vederli insomma anche nel territorio. Sì, sicuramente è una cosa importantissima, infatti noi come società avremo una sorpresa per i ragazzini prossimamente che andiamo a cercare di inserirli anche nello sport, cosa per loro che è sicuramente una cosa importante. Ecco. Magari qualcuno arriverà in Serie C? Mi auguro perché allora vuol dire che abbiamo anche giocatori locali nostri del territorio in Serie C. Presidente Toson, la banca è anche presente quest'anno nel diario scolastico 2024-2025, qual è il messaggio che volete lanciare? Il messaggio intanto è quello dell'impegno della banca in generale nei confronti dei giovani per la loro formazione, per il loro percorso non solo scolastico ma un percorso di vita. Questo è un diario direi importante perché è uno strumento direi concreto a disposizione dei ragazzi che va a raccontare e a raccogliere le sensazioni, il lavoro, le impressioni di un anno scolastico e quindi l'invito è quello di completarlo ma anche di conservarlo perché sarà importante perché è un percorso estremamente significativo della propria vita. Quindi oggi in un mondo direi in gran parte virtuale, avere la possibilità di conservare, di fare un qualcosa di concreto è estremamente importante. È un percorso che noi facevamo quando eravamo ragazzi, no? E che ovviamente proponiamo con grande interesse proprio anche oggi ai ragazzi che sono ovviamente bombardati da tante altre spinte ecco, dalla tecnologia che ovviamente non è che viene rinnegata, ci mancherebbe altro, però è uno strumento, direi, è una tradizione importante che si rinnova. Noi siamo per i giovani, siamo per il territorio e quindi non possiamo non essere presenti a sostenere questo progetto che riteniamo importante. Dottoressa Vici, dottor Vidale, oggi siamo qui a Chioggia per presentare il diario scolastico e si parla di dono. Voi siete una banca che sul dono fonda tutto. Sì, per noi è sempre una bellissima opportunità partecipare a questo progetto perché ci dà l'opportunità appunto di iniziare a parlare di donazione fin dalla età più adolescente, da bambini diciamo a cui è rivolto il diario, e dono come strumento prezioso e all'interno del diario quindi non solo come un'organizzazione per i compiti ma anche proprio per messaggio di comunicazione per far capire sotto strumento di gioco cosa significa donare, in questo caso per quanto riguarda Treviso, donare i tessuti e l'importanza di quel sì. Quest'anno tutti i colori del Veneto è il titolo del diario, ma non tutti possono vedere questi bellissimi e meravigliosi colori che ha la regione. Purtroppo no, il bene prezioso della vista molte persone purtroppo l'hanno compromesso e lo possono riacquistare solo grazie a una donazione. Per questo noi non smetteremo mai di dire non c'è trapianto se non c'è donazione, non c'è donazione se non c'è sensibilizzazione e l'impegno a far crescere la cultura del dono. Proprio per questo oggi siamo qui a parlare con i ragazzi per far crescere in loro la cultura del dono e iniziare un po' a riflettere su questi temi, insieme a loro, insieme alle loro famiglie.